Bianco ci ha accolto con un sole stupendo, una villa bellissima, è tutto merito di Carlo. Sicuramente è stata una scelta non facile, non nella scelta della cantina perché voglio dire, non ha bisogno di grandi presentazioni. È stata una scelta decidere e fare un vino bianco. Un vino bianco non scontato per un tipo di percorso così come il Moscato. Quando appunto si va indietro nel 2013, 2011, 2006 anche, perché per me il valore del vino, il bianco per me è il vino del piacere, della soddisfazione dei sensi, più del rosso, no? Ma sia quando lo metti in bocca deve rimanerti, sia non può essere che una bottiglia sia buona quest'anno e l'anno prossimo sia da cancellare, no? E quando vedi che una bottiglia dura perfettamente anche 10 anni, sai che questo piacere te lo puoi portare appresso per tanto tempo. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa che è importante in un contesto, in una giornata come questa in cui si parla di solidarietà e di sensibilità perciò verso gli altri. È molto significativo che sia stata scelta una cantina come Calustra perché è una cantina che ha sempre avuto una sensibilità importante verso l'ambiente, soprattutto quello dei Colli Euganei, che è un parco protetto, è uno scrigno meraviglioso di biodiversità, questa è una cosa importante, e Zanovello è conosciuta nell'ambiente per questa particolare sensibilità che a me piace sottolineare che non è solo come adesso molto si parla, una questione di marketing e di immagine, qua veramente la sostanza c'è. Ringraziamo i nostri ospiti e adesso scendiamo e andiamo a farci un brindisi insieme perché non potevamo non farlo.